È stato presentato stamattina nella Casa della Cultura di Crotone il programma del Magna Grecia Teatro Festival 2009, itinerario teatrale nei siti archeologici della Calabria, in programma dal 3 al 28 agosto, è giunto alla sesta edizione. Ad illustrare l'iniziativa il direttore artistico Giancarlo Zanetti, il direttore amministrativo del Teatro Stabile di Calabria, che curerà le tappe crotonesi, Shapur Yazdani, il consigliere comunale con delega al turismo Franco Pesce e il neoassessore alle attività teatrali Silvano Cavarretta. Proprio quest'ultimo ha introdotto i lavori, sottolineando l'importanza della manifestazione che intende valorizzare i siti archeologici che sono già di per sé degli spettacoli. Per l'occasione, ha detto Cavarretta, abbiamo risistemato l'area archeologica di Capocolonna, riportando alla luce monumenti nascosti, come il globo terrestre sito proprio di fronte al museo. Sul programma delle serate del festival, che vede tra gli altri l'esibizione di Giorgio Albertazzi, Duccio Camerino, Lindo Nudo e Aurelio Gatti, si è soffermato Zanetti, che ha definito il programma vario, in modo da interessare varie fasce di pubblico, con classici alternati a spettacoli particolari. Infine Yazdani ha parlato delle attività del Teatro Stabile, che è riuscito a diventare punto di riferimento non solo regionale ma nazionale, con la gestione diretta del Teatro Quirino di Roma. Gli spettacoli potranno essere visionati a Crotone al prezzo di 5 euro.